Ritorno a parlare con dei protagonisti che io ho avuto modo di conoscere 40 anni fa, quando sono stati colpiti dai brigatisti che hanno ucciso padre, genitori, compagni. Il giornalista Adriano Favaro ha raccolto in un libro Cronache di piombo le testimonianze dirette di chi ha vissuto gli anni del terrorismo in Veneto. La morte di Sergio Gori, di Alfredo Albanese, di Giuseppe Taliercio. Spesso sono nomi legati solamente ai luoghi, anzi Laura Taliercio, la nipote di Giuseppe Taliercio, un giorno disse di fronte ai suoi amici, colleghi, al Toniolo Amestri: mio nonno non è una palestra. Adesso ha detto: sono contenta che a mio nonno sia dedicato uno dei luoghi più importanti di incontro della città. Banese non è solo un parco, ma è stato un vice capo della Digos ucciso nel 1980, Gori vice direttore del petrolchimico e Taliercio dopo 47 giorni di sequestro, un po' come fecero con Moro, venne assassinato e fatto trovare in via Pasini. Racconti toccanti, talvolta drammatici ma essenziali per non dimenticare. Qualcuno che ha vissuto da adulto in quel periodo dice: non mi ero accorto, e questa è una delle la lebbra che colpisce maggiormente la nostra società, il dimenticare e il vivere indifferenti. Invece dovremmo sapere che le basi del 2000 sono state fatte anche con questi assassini, con questi sacrifici. Ma ricordare è difficile in questo paese, evidenzia Favaro. Questo paese che non ha messo in ordine la propria memoria e non vuole riconoscere davvero quello che è stato. E il fatto che ci siano tanti brigatisti in libertà, questo significa che l'Italia ha fatto una scelta di liberarsi anche di alcune memorie. Ci sarebbe bisogno di una autocoscienza, forse parlarne è già la prima come di medicina, e bisognerebbe avere però la voglia di ascoltare. Temo che pochissimi ormai adesso si mettono in questa condizione.